Siamo a Palazzo Barberis a Follina, il cuore di Colori d'inverno, manifestazione natalizia organizzata per questi 2 giorni. Sindaco, si è parlato molto di alcune novità di questa edizione. Ci può spiegare quali sono le principali? Sì, buongiorno a tutti. Le principali novità di quest'anno, diciamo la principale, proprio la più grande novità è l'insieme di tutte le nostre associazioni del comune che collaborano e collaboreranno in questi 2 giorni per portare avanti i Colori d'inverno, manifestazione che ha una storia che dura da tanti anni, ma quest'anno abbiamo proprio unito le forze e quindi tutte le associazioni partecipano e sono attori principali di questa rassegna. Altra novità, nella piazza 4 novembre abbiamo i sapori del territorio, quindi delle nostre piccole aziende agricole che propongono varie cose del territorio, quindi proprio avremo dalle farine ai cotechini, tutto quello che fa Natale, che fa feste. Poi ci saranno qui all'interno del Barberis molti artigiani che avremo modo anche di vedere, infatti in questi 2 giorni ci renderanno partecipi, potremo anche provare a fare dalla ceramica agli abbellimenti della persona naturali, quindi ci insegneranno proprio a fare anche i trucchi. E poi quest'anno abbiamo puntato molto anche proprio sugli artisti di strada, quindi ci sarà il mangiafuoco, ci saranno tante attività per i bambini e non ultima proprio lo spiedo fatto da diverse associazioni che oggi e domani allieterà proprio i nostri palati. Per chi ci sta guardando, sia i veterani, gli affezionati all'iniziativa, sia chi non è mai venuto e vorrebbe provare per la prima volta Colori d'inverno, qual è l'invito da sindaco che si sente di fare? La nostra zona è tutta bella e quindi mi sento di dirvi: venite a Follina, venite per i nostri sapori, venite per i nostri luoghi, venite per le nostre associazioni e venite anche per le nuove proposte culturali che sono state fatte quest'anno, da una mostra di foto a delle mostre di quadri e delle mostre che comunque vanno a valorizzare quello che è il nostro territorio, quindi mostre che saranno aperte, il visitatore non avrà la possibilità solo di vederla il 7 e l'8, ma saranno aperte fino a Natale. Quindi non ci saranno nelle prossime settimane in piazza, non ci saranno i sapori, non ci saranno gli artigiani, ma ci sarà la possibilità, diciamo, di vedere queste proposte culturali e quindi ringraziamo anche i vari artisti che hanno deciso di venire a Follina. Qualcuno proprio arriva da Treviso e fanno mostre di un certo livello e siamo felici di accoglierli a Follina e siamo felici anche di accogliere chiunque vorrà visitarci in questi 2 giorni.